fine quindi dobbiamo cominciare a capire, ma questo carbone chi è che lo usa ancora? Vede, questi sono gli ultimi anni, in nero c'è il carbone, questi sono i vatti, i megawatti installati ogni singolo anno. Per esempio qui potete vedere il nucleare, il picco del nucleare, il giallo che vedete sopra, che poi è andato a morire a metà degli anni 80. Vede che alla fine della curva c'è parecchio carbone, c'è anche molto gas. Sì che non è questo carbone. Ecco, questa è la stessa curva senza la Cina. Vede che il nero è praticamente quasi questo, è molto molto di più. Praticamente l'unico paese che pare che sia diventato un grande riferimento di democrazia e civiltà per tutti noi, che ha installato il carbone in maniera massiccia è la Cina. Se poi abbiamo tempo vi faccio anche vedere qualcosa in video su questo. L'Unione Europea è ancora peggio, il carbone è in via di estinzione o quasi, vedete c'è tanto gas, ma soprattutto vedete le parti in celeste e in giallo, questi sono eolico e fotovoltaico che stanno partendo. Quindi questo è dove va realmente il nostro progetto, è il mondo a parte il carbone. Quindi negli Stati Uniti dal 2008 non è più stato attivato nessun progetto a carbone, in Europa come vedete dal 2000 al 2010 sono stati installati 9,5 gigawatt di carbone, cioè di carbone, di eolico siamo praticamente a 90 tra eolico e fotovoltaico, a 90 gigawatt, quindi 10 volte più rinnovabili che il carbone dal 2000 al 2010. Perché? Perché costa? Allora, questa fonte non è di pericolosi bolscevichi, questo è dove vuol dire Department of Energy degli Stati Uniti d'America. Quanto costa il megawatt al centesimo di volta? Vedete che questo è il costo del gas, questo è il costo del carbone, 10 quasi 11. Se al costo del carbone aggiungiamo anche il famoso carbone pulito stimato chissà dove, il carbone diventa più caro del nucleare. Quindi il carbone non ha una grande convenienza economica, cioè non costa molto, rischia di incidere sulla bolletta di più. I costi del CCS sono assolutamente aleatori, potrebbe essere molto di più il costo del carbone pulito. Allora abbiamo cercato di capire cosa ci facciamo con i nostri soldi. C'è modo di sintetizzare degli indici che in poche parole ci fanno sapere, investendo un singolo euro, quanto lavoro produco in unità di lavoro anno, cioè quanti posti di lavoro in anno, e quanto energia riesco a installare. E quindi la domanda è: che ci facciamo noi, oppure Enel, che però è un po' anche nostra, anche partecipazione pubblica, con 2 miliardi e mezzo di euro? Ecco, questi sono, come dire, per ogni singola fonte energetica, quello che ci si può fare con questi soldi. Per farla molto breve, io vedo questi due numeri qui. Questi due numeri mi dicono che il carbone non è più efficiente riguardo ai posti di lavoro che produce, eccetera. Il carbone aumenta una cosa che a livello aziendale si chiama produttività, o a livello sindacale una volta si chiamava macelleria sociale. Questo fa il carbone. Questi numeri sono molto chiari. Io produco tanto con poca occupazione. Questo è l'obiettivo aziendale. Ed è strano che dei sindacati vadano dietro a questa fase. Vedete che i numeri delle rinnovabili insomma, sono tutti molto molto più alti, sono indici che si applicano comunemente in tutta Europa, eccetera. Riguardo l'ipotesi del ciclo combinato, praticamente investendo lo stesso ammontare di soldi si occuperebbero le stesse persone. Però il problema rispetto è un altro. Noi vogliamo creare occupazione o no? Se vogliamo creare occupazione dobbiamo fare altro, e questi sono i numeri che sono qui. Oppure possiamo fare ancora altro, possiamo fare efficienza energetica. Investendo 2 miliardi e mezzo di efficienza energetica, noi possiamo creare 245.000 unità di lavoro anno. In unità di lavoro anno, quei numeri che avete visto dalla tabella precedente sono 18.000, quindi è quasi 10 volte di più come creazione di occupazione. Oppure, sempre, possiamo ridurre le emissioni di 30 milioni di tonnellate
mentre la centrale a carbone ne metterebbe 300, quindi in pratica un vantaggio netto di 330 milioni di tonnellate di CO2. Quindi questo è quello che i numeri ci dicono. Se poi continuano a raccontarci storie, d'altra parte le storie bisogna fidarsi. Io non sto a ripetere tutto questo perché l'avvocato Ceruti l'ha detto molto meglio. Qui c'è tutto quello che avete sentito nel primo intervento. Qui il problema è capire se questo territorio intende fidarsi a occhi chiusi oppure intende andare a leggere quello che dicono le carte. Oppure ancora può fare un'altra cosa, può andare a vedere cos'è davvero il carbone da un'altra parte. Vediamo un po' se riusciamo a vedere anche questo. Qui siamo in Cina. Questo è neve, sembra, neve. C'è una centrale a carbone, il tubo. Questo tubo scarica roba un po' strana. Guardate che bella distesa in levanta. Tubi e impianti industriali a carbone che stanno lì in Cina. Allora, se non sbaglio, si dovrebbe vedere una persona. Ecco, una persona ha le maniche corte, perché questa non è neve, questa è cenere, questa è tutta cenere. Questo è quello che viene fuori in questa zona vicina da questi impianti a carbone. Questa è tutta cenere. 1 milione di cinesi ha visto queste immagini sul sito di Greenpeace e il governo cinese ha cominciato a preoccuparsi, perché queste non sono immagini belle, non è quello che penso che volevano i cinesi, non è quello che è stato promesso ai cinesi. Questi erano campi e sono pieni. Questo è il carbone pulito, questo è quello che ha scelto un regime non democratico e che non ascolta i cittadini probabilmente. Io penso che qui nel Polesine, in Italia, in Europa possiamo fare di meglio, non penso che siamo ridotti.